Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, buongiorno, ben ritrovati. Riprendiamo anche oggi andando un po' a capire come sarà questa giornata. Un buongiorno anche da me e Maria, pronti a partire con le novità anche in questo mercoledì. Iniziamo subito. Ariete, eccoci da voi. Strana giornata per tipi vivaci come quelli nati sotto il vostro segno. Il lavori oggi è tutto improntato all'introspezione, di grandi iniziative proprio non se ne parla. Un no deciso. Desideri e sentimenti dall'altra parte sono chiusi nell'anima, non siete pronti a svelare i vostri segreti, perciò non lo farete, prendetevi il vostro tempo. Toro, coppia umorale capricciosa con la luna all'opposizione, salvati dal litigio per questa volta dal provvidenziale intervento di amici umani o planetari in questo caso. L'ambiente intorno a voi incide molto sull'umore, sul vostro. Sì a viaggi e spostamenti perché cambiare aria oggi vi giova. Gemelli, luna stacanovista in questo mercoledì. Il lavoro è il leitmotiv della giornata, anche perché la situazione attuale mette alla prova le vostre doti di duttilità e inventiva. Sappiamo che le avete lì nascoste nel cassetto. Risolvere complicazioni aziendali o barcamenarvi tra questioni intricate può diventare una passione, sì, anche per quelli del vostro segno. Cancro, eccoci, Luna, Nettuno e Giove sono dolcissimi, una giornata fortunata e tutta dedita all'amore, quindi quella che vi aspetta in barba a Plutone opposto e ipercritico nei vostri confronti. Gli facciamo ciao ciao con la mano. Tempo per i figli perché trovino in voi importanti punti di riferimento e non smettano mai di sognare, questo è quello che volete passare a loro. Leone, la giornata si prospetta in salita per voi. L'invito delle stelle è di provare a risolvere le situazioni con calma, evitando di saltare a conclusioni affrettate perché la fretta non è mai una buona consigliera, ricordiamolo. In famiglia rischiate di urtarvi su argomenti rispetto ai quali sapete benissimo di avere torto, quindi non mettete il dito nella piaga e chiudetela qui. Vergine, coppia serena la vostra, per star bene insieme sapete che non c'è bisogno di andare ai tropici o in una stimolante metropoli, vi basta condividere la quotidianità, momenti insieme semplici ma intensi. Nell'amoroso pacchetto includete anche pupi e quattro zampe, veri consolatori invece dei cuori solitari. Bilancia, anche per voi l'amore è il centro della vostra giornata, quello per il prossimo questa volta, partner e famiglia compresi, lo esprimete nei gesti, nelle premure della quotidianità, non è quello che ha bisogno di parole ma proprio di fatti, di concretezza. Le stelle puntano l'attenzione oggi su finanze, lavoro, attività di volontariato e sostegno per chi ne ha bisogno, procedete su questa strada. Scorpione, siamo da voi. Ad eccezione di Saturno, la luna nel segno riceve solo aspetti positivi. Se eviterete di strafare, quindi qualunque programma vi riuscirà a meraviglia. Cercate solo di rimanere concentrati. Un breve viaggio si prospetta romantico e gioioso. Profumi e paesaggi autunnali vi scaldano il cuore, a voi e alla vostra dolce metà. Mercoledì sottotono invece per i nostri Sagittario. La colpa datela pure alla luna immobile in 12ª casa, mentre Nettuno vi impigrisce con una quadratura. Insomma, oggi le stelle non sono proprio dalla vostra parte, o perlomeno quella dedicata all'azione. Amate la famiglia, ma non fate l'errore di darla per scontata. Gli affetti inossidabili sono le vostre radici e dovete dedicarci tempo e cuore. Capricorno, momento di intesa con gli amici invece per voi che comprendono le sfumature delicate del vostro carattere, ben dissimulate sotto la scorza dura ed efficiente che mostrate quotidianamente. I pianeti esercitano una benevola influenza sulle vostre frequentazioni, completa sintonia quindi con l'ambiente, godetevela tutta. Acquario, giornata con la luna letteralmente storta di traverso, la bianca signora alta nel cielo e in quadratura vi fa sognare l'impossibile lasciandovi poi scornati e delusi. Grande affare invece in casa, se avete rinnovato il mobilio oggi si rivoluziona tutto per fare spazio ai nuovi acquisti, sarà una giornata di grande lavoro e di cambiamento. Chiudiamo ancora con i nostri pesci che oggi ci portano lontano. L'estero infatti vi porta fortuna, dagli studi alla ricerca di una nuova occupazione. Saggio è chi guarda più in là, aperto ad altre culture, cittadino del mondo. Insomma, il sogno poi vi porta lontano, pian piano crea la realtà, un viaggio nell'immaginario condiviso con chi amate che è sempre dalla vostra parte. E tutto quindi anche per oggi, le novità dell'oroscopo si chiudono qui in questo mercoledì, noi vi aspettiamo anche domani mattina ancora per accompagnarvi in una nuova giornata. Un saluto, un buon mercoledì a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0